era da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, vieni a Spirito, Cristo eleison. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Rafforza, o Padre, la nostra vicinanza nell'attesa del tuo Figlio, perché illuminati dalla sua parola di salvezza andiamo incontro a Lui con le lampade accese. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia, e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. La luce della vita. Come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi segue il Signore avrà la luce della vita. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore viene, andiamogli incontro, Egli è il principe della pace. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo
le folle. A chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Ricordando la parabola delle vergini stolte e delle vergini prudenti, dobbiamo andare in lampade accese. Spiritualmente, crescere in santità, tenendo accesa la luce di una fede vigile che aspetta il Signore. Le nostre sventure veramente gravi dipendono solo dalla nostra infedeltà al Signore, dal fatto di aver abbandonato la strada che Dio ci ha indicato. Meditiamo le parole del profeta Isaia che riferisce che cosa vuole il Signore dall'umanità. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Il Vangelo ci presenta Gesù che parla alle folle. Alla proclamazione della volontà che Gesù propone è possibile chiudere gli occhi sulle opere di Dio e in particolare su Gesù, sapienza incarnata. Questa durezza del nostro cuore che non vuole riconoscerlo. Gesù proclama la divinità di coloro che ascoltano. Gesù proclama la diversità tra coloro che ascoltano e coloro che non ascoltano. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Vi abbiamo cantato un lamento, non avete pianto. Gesù mostra che nel regno di Dio si giudica secondo altre categorie e altri criteri. Azioni giuste per il Signore, impegno verso chi vive ai margini della società, solidarietà con i peccatori e i pubblicani. Gesù indica ai suoi contemporanei e anche a noi a distoglierci dai preconcetti, a rivedere il nostro modo di pensare, di agire, a darci secondo regna e gli uomini di conoscere e vedere la gioia del regno celeste.
invochiamo Dio, santo e misericordioso, che ci conduce per la strada della salvezza, e lo preghiamo dicendo: Dio fedele, esaudiscici. Guarda, o Signore, alla tua Chiesa, fa che viva nella fedeltà ai tuoi comandamenti, ti preghiamo. Dio fedele, esaudiscici. Guarda, o Signore, alle istituzioni pubbliche del nostro Paese, fa che cerchino il bene di tutti, in particolare dei meno abbienti, ti preghiamo. Dio fedele, esaudiscici. Guarda, o Signore, ai bambini, fa che crescano in sapienza e grazia, ti preghiamo. Dio fedele, esaudiscici. Guarda, o Signore, alle coppie degli sposi che non hanno figli, porta a compimento il loro desiderio di essere genitori, ti preghiamo. Dio fedele, esaudiscici. Guarda, o Signore, alle nostre comunità, fa che rimangano aperte ad accogliere tutti, soprattutto chi ha bisogno della tua misericordia, ti preghiamo. Dio fedele, esaudiscici. O Padre, accogli la nostra preghiera. Come nostra vita per il Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino del lavoro dell'uomo. Lo presenti per noi. Bevete, umili e pentiti, accollici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, d'ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi
vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato tutti i mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono traditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo
Padre che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Dio, togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. 294. Signore, ricordati di me. Mio Signore, ricordati di me, non lasciarmi solo qua giù. Mio Signore, sei qui, rimani in me. O mio Signore, sei qui, rimani in me. Mio Signore, sei qui, rimani in me. La mia gioia vera sei tu. Vieni, Signore, a vivere con me. Vieni, Signore, a vivere con me. Signore, a vivere con me, ch'io mi senta vivo per te.
aspettiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli trasfigurerà il nostro corpo mortale in corpo glorioso. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a Te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Voi, per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di Sant'Antonio, vi benedico Dio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare poi ti Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Re, piena di grazia, odiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore sia con tutti voi. Ecco, il Signore verrà con splendore a visitare il suo popolo nella pace, per fargli dono della vita nuova, la vita eterna. Per celebrare questa Eucaristia chiediamo a Dio quello che tutti abbiamo bisogno, la sua grazia e il suo perdono. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Inviare chi è perduto, eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell'attesa del tuo Figlio, perché illuminati dalla sua parola di salvezza andiamo incontro a Lui con le lampade accese. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Parola di Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la gioia, la sua legge. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore viene, andiamogli incontro. Egli è il principe della pace. Alleluia, Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo
quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve come tutti e Gione, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Sedete, proviamo a raccogliere un pensiero da quanto abbiamo ascoltato. Brano di Matteo che abbiamo letto esprime un sentimento di amarezza di Gesù nei confronti della sua gente, che non accoglie l'invito a cambiare, alla conversione del cuore, e non mostra interesse per i tempi nuovi che stanno arrivando. Giovanni Battista aveva lasciato il deserto di Giuda, dove era poteva lontano, predicando un battesimo di conversione in preparazione al Messia. La voce autorevole di Giovanni invitava tutti a cambiare. Bisogna modificare un pochino questo nostro modo di vivere e metterlo in riga con il volere del Padre. Una voce grida nel deserto: preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà allora la salvezza di Dio. Dopo di Giovanni anche Gesù aveva cominciato la sua attività pubblica annunciando la presenza del Regno di Dio. Ricordatevi che questa parola, Regno di Dio, non è una camera, no, è il progetto di salvezza che il Padre con il suo Messia. Di fronte a questa iniziativa messianica la gente sembra non accorgersi della presenza di Gesù. E Gesù dice: a chi paragonerò questa mia gente, questa generazione? A chi? Essa sembra dei fanciulli stanchi e annoiati seduti in piazza che si invitano al gioco e nessuno vuole partecipare. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato il lamento e non vi siete battuti il petto. Cioè abbiamo cercato di fare tutte le iniziative possibili e non avete mostrato interesse. Gesù è sorpreso, comportamento indolente, che non accoglie nessun invito alla conversione, lasciando la situazione dell'indifferenza. È venuto Giovanni, dice Gesù, con il suo rigore, con la sua austerità, non mangiava, non beveva, l'uomo del digiuno, e lo dicevano un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve come tutti
E cosa dico di lui? È un mangione, un beone, uno che perde il tempo con i pubblicani e con la gente perduta. Né il rigore di Giovanni, quest'uomo austero, né la mitenza paziente di Gesù hanno ottenuto l'ascolto e l'obbedienza. Gesù. Alla fine di questo piccolo brano che abbiamo letto, una cosa che ci chiama l'attenzione, nonostante questa mancanza apparente di corrispondenza. Matteo dice: alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. Parlare un po' misterioso, cosa significa? Significa che l'opera di Giovanni e quella di Gesù hanno egualmente ottenuto il loro risultato, anche se l'apparenza non c'è, non corrisponde. L'opera di Dio non è mai fallimentare. Dio è più grande di tutti i nostri progetti e delle nostre volontà di realizzazione, ma produce sempre salvezza, fiducia nella parola di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito questo sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, e rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente
beata speranza della Pasqua del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, cieli e terra sono pieni della tua osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni del tuo Spirito, perché diventino per lo sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore.
Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita.
saziati dal cibo spirituale. O Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mese finito, andiamo in pace con il Signore. Tutti una bella giornata.